Di Sgaielen Magazine mi trovo a Padova Fiere con Filippo Sottovia, presidente della sezione Servizi alle imprese di Confindustria Padova e vincitore del premio Imprenditore dell'anno per la categoria Innovazione 2017 a Padova. Filippo Sottovia a Green Logistica Expo, in corso in questi giorni a Padova Fiere, presenta Chainment, realtà innovativa che sta facendo molto parlare, proprio perché accosta lo studio della matematica, quindi in collaborazione con l'Università di Padova e la Facoltà di Matematica, al mondo dei trasporti. Filippo, spiegaci in cosa consiste questa innovazione e come queste due realtà molto diverse possono coesistere tra loro. Un qualcosa di rivoluzionario già dalla formula, ovvero l'azienda e l'università assieme. Il dottorato di ricerca per l'alto apprendistato, appunto questa formula che abbiamo adottato prendendo un giovane matematico dell'Università di Padova, portandolo in azienda, assumendolo, ma con un progetto condiviso con l'università, otterrà il dottorato di ricerca al terzo anno. Quindi in cosa consiste Chainment? Allora, proviamo a spiegarlo anche ai nostri amici. Questa innovazione è una cosa rivoluzionaria e io mi auguro avrà un successo mondiale. È una piattaforma di intelligenza artificiale, di algoritmi che possono ottimizzare, prevedere e controllare in maniera massima, massimizzata, tutto il lavoro della gente. Nella nostra versione ottimizziamo i trasporti, ma può essere ottimizzata una fabbrica, ma anche tante altre cose, insomma. Quanti studenti dell'Università di Padova hanno contribuito a sviluppare questo progetto? Questo è il nostro fiore all'occhiello. Abbiamo scelto 7 studenti dell'Università di Padova tra informatica e matematica. Abbiamo fatto un team veramente di giovani, tutti alla prima esperienza. Quali allora i prossimi sviluppi? Adesso è stato lanciato e presentato ufficialmente Chainment, quindi il primo prototipo. Quali sono gli sviluppi immediati? Beh, innanzitutto un grande successo di pubblico. Oggi è stato il primo giorno, abbiamo avuto la coda nel nostro stand di gente che voleva sfidare l'algoritmo. Abbiamo inventato questo giochetto, sfida l'algoritmo, 3 livelli, ovviamente impazzisci al secondo, al terzo dici meglio l'algoritmo. E questo è un po' il nostro successo. Mi auguro che diventi una cosa internazionale, ovvero noi ci proponiamo di portare la creatività del Made in Italy, sai che la forza, interiore del Veneto e la voglia di lavorare, che sai che quella è la nostra religione, certo purtroppo. Che sì. Con la creatività applicato però alla tecnologia, all'alta tecnologia, quindi intelligenza artificiale, machine learning, algoritmi nostri proprietari. Ok, e allora non ci resta che parlare direttamente con uno di questi giovani. Nicola Gastaldon è uno dei matematici e dei giovani laureati dell'Università di Padova che ha preso parte e contribuito attivamente a questo progetto. In particolare Nicola sta svolgendo il suo dottorato di ricerca. Precisamente. Ok, cosa ti ha portato ad avvicinarti al mondo dei trasporti? Non è un passaggio così consueto, quello dal mondo della matematica a quello dei trasporti. In realtà è stato in seguito a un incontro fortuito con Filippo, a un evento in cui università e azienda si incontravano per trovare occasioni per giovani laureati, laureandi, stagisti. E lì, dopo un confronto con lui, io ho sempre avuto un apprezzamento, un amore per l'applicazione della matematica e ho visto con lui che c'era questa possibilità. Ho accettato la sfida perché ho visto in Chainment un progetto che aveva un gran potenziale per la matematica, per le mie conoscenze, e grazie a questo tipo di dottorato c'è un intreccio ancora più interessante tra l'università, tra l'accademia e il mondo del lavoro. Sì, chiaramente ci sono moltissime porte aperte sul mondo dei trasporti e logistica. E in particolare in questo momento stiamo cercando di sfruttare i big data che stiamo collezionando. Ci sono svariati algoritmi sia di ottimizzazione sia di machine learning che si sente molto spesso ultimamente parlare. Stiamo lavorando su questi fronti. Benissimo, e allora da Padova Fiere è tutto. Il mondo dell'innovazione corre e non si ferma mai anche nella Terra delle Meraviglie. Scopriremo insieme quale sarà la prossima realtà innovativa di cui parlarvi. Ma prendi la sgaglia.